Bentrovati a Biazantes, buongiorno a tutti, anche oggi in compagnia di Bruno Lombardi. Ciao Bruno, ben ritrovato. Grazie, grazie. Nella nostra puntata di oggi parliamo di qualcosa di particolare qui in Sardegna, esattamente di menhir e bettili, perché no? Sì, è vero. Sì. Sì, stiamo un po' seguendo un filone, no? Già iniziato dalla scorsa settimana, dove abbiamo iniziato anche a parlare di queste personificazioni, no? Nel carnevale la personificazione. Sì. In questo caso noi vediamo in quello che è nel paesaggio storico sardo, in ambito prenuragico e nuragico specialmente, quelli che sono, appunto, ha detto benissimo, i menhir e i bettili, così chiamati. Menhir, vabbè, una parola bretone, no? Che comunque significa una pietra allungata, una pietra quindi di grandi dimensioni, che è simile poi a un termine che riguarda anche il megalitismo, perché parliamo ovviamente di questo aspetto, anche se megalito è più di ambito greco. E bettili invece, anche se è una parola semita, no? Betel, la dimora del Dio, parliamo sempre di queste condizioni, no? Strutturali in pietra che caratterizzano tantissimo la nostra terra. Il nostro paesaggio è veramente fuso, no? Dal punto di vista dell'ambiente con questi aspetti storici creati dall'uomo. I menhir sono molto presenti in Sardegna, così come i bettili. Abbiamo delle grandi zone importanti. Io ho visitato quelli di Sorgono. Perfetto, Biru e Goncas, sì. Molto interessante quella zona, molto bella, tutti allineati. E anche in un paesaggio veramente bello, interessante, no? Insomma, quindi è questo, ma ne abbiamo tanti altri. Abbiamo Pranumut e Duagoni, anche questo, grandi allineamenti. Abbiamo anche menhir singoli, diciamo così, no? Non so, per esempio quello di Noragugume, Sabredetta Lerio, o quelli di Villa Sant'Antonio, no? Monte Gorrudundu e Tutturicchiu, ma sono degli elementi importanti non solo per capire la nostra attività e presenza storica del sardo, del tempo ovviamente, ma anche perché ci riportano a quello che oggi può essere veramente un motivo e un modo di valorizzare un sito storico, soprattutto perché alcuni di questi monumenti, più diciamo in ambito di bettile, i bettili sono anch'essi delle pietre, in sardo noi le chiamiamo saspedras fittas, no? Però alcuni di questi non hanno una forma essenzialmente allungata e così, diciamo così, abbastanza grezza, se vogliamo usare questo termine, ma hanno anche delle lavorazioni. In alcuni casi sono anche troncoconici, in alcuni casi non sono di così grande altezza, ma hanno per esempio dei fori oppure delle protuberanze, no? Che alcuni hanno interpretato come protuberanze mammellari quando ve ne sono due, quando magari ve ne è una protuberanza maschile. Quindi vediamo che sono anche lavorati e che quindi il termine Betella, dimora del Dio, significa proprio questo, di rendere idoli questi aspetti. Ricordiamoci ancora che Papa Gregorio Magno, ancora nel 590, nel 594, quindi a fine anno 500 d.C., diceva ancora dei sardi, parlando appunto ad Ospitone, questo dux, no, dei barbaricini, diceva che insomma i sardi ancora lì, barbaricini, stanno adorando pietre e legni. Questo ambiente dei bettili è molto importante perché è legato anche all'aspetto delle tombe dei giganti. Quindi coloro che vanno a vedere questi siti devono ricordarsi che già queste pietre sono o incastonate, no, all'interno di quelle grandi costruzioni che sono le tombe dei giganti, e in alcuni casi anche in alcuni nuraghi sono stati ritrovati come oggetto, no, inserito all'interno del paramento murario. Questo che cosa fa? Fa sì che l'ambiente sardo dimostri di avere una ricchezza non meno importante della Francia e dell'Inghilterra, per esempio, no? Dove sono molto presenti i famosi allineamenti di Carnac in Francia, di questi aspetti, no? Di menhir, di queste grandi pietre, o anche quelle della Spagna. E quindi in un ambiente così ristretto come quello sardo, no? Proprio, cioè, l'isola nostra rispetto a queste zone sono anche più, insomma, sono meno facili da visitare, no? E da trasportare evidentemente nel materiale. In antico la Sardegna ha dimostrato di avere una civiltà pronta a questo ambito religioso, ma anche a questo ambito architettonico, ed è secondo me importante per tutti coloro che vanno a vedere i nuraghi, a vedere le tombe dei giganti. Ecco, consiglia ai nostri telespettatori qualche sito da visitare
Ecco, abbiamo detto Birro e Concas, tu hai fatto benissimo, hai citato un luogo molto interessante, molto bello anche dal punto di vista artistico e ambientale. Abbiamo detto Prano Mutteddu, ma possiamo dire di andare anche ad Aido Maggiore, verso la chiesa che ospita i Betili. Possiamo andare a Silanus, alla chiesa di San Lorenzo, dove ci sono i Betili che provengono sì da un'altra zona, la Tomba dei Giganti, ma danno questa cornice, ecco che quindi anche le chiese hanno questo aspetto di questa cornice. Possiamo andare, abbiamo detto, a Noragogume, Javerdetta Leri, possiamo andare a vedere qualche tomba di giganti, per esempio la tomba dei giganti di Ayodda, Nurallao, presenta un menhir con le fattezze molto simili di quelle che vediamo a Laconi, e quindi all'interno di una tomba di giganti, quella di Ayodda. E poi abbiamo detto Laconi. Laconi è da visitare sia nel territorio, perché lì vediamo Jacortenò, alcune di queste zone dove vediamo i menhir scolpiti, ma poi dobbiamo per forza andare al museo delle statue menhir. È un gioiello della nostra isola, dove ci sono una serie di menhir di quelle culture, quindi stiamo già all'interno della Sardegna, che ci fanno capire esattamente di che cosa abbiamo in mano noi. Bene Bruno, anche questa volta mi sento di ringraziarti. Dacci un'anticipazione su... rimaniamo in tema di scultura. Ma dai. Però andiamo a Sassari e entriamo, attraverso qualche notizia che ci ha regalato Pompeo Calvia nel 1892, nello studio dello scultore Giuseppe Sartorio, che qui è stato uno dei maggiori esponenti della scultura. E noi ti aspettiamo ancora una volta qua, mentre a voi a casa rinnovo l'appuntamento nella nostra TV www.teleg.tv. Potrete vedere tutta la nostra programmazione, i nostri telegiornali e naturalmente Biazantes insieme a Bruno Lombardi. Grazie per essere stati con noi.